Caffè letterario iniziato il 30 giugno, si è prolungato per tutta la stagione estiva animando culturalmente le serate estive di San Leone. Oggi ultimo appuntamento, ne parliamo con Enzo Lessi che è stato un po' il curatore, l'anima, il motore pulsante di questo evento. Com'è andata? 10 incontri, 14 autori, circa 700 persone complessivamente. Credo che meglio di così non poteva andare. Quarta edizione. Dobbiamo comprendere anche gli incontri scolastici fatti in primavera. Devo dire che l'iniziativa voluta fortemente dalla Questura di Agrigento, prima dal Questore Mario Finocchiaro, oggi dal Questore Maurizio Auriemma, con il concorso continuo, costante del Vice Questore Vicario Giuseppe Peritore, è andata abbastanza bene perché sono venuti autori di valore e questo ha consentito anche di dialogare con loro, di avere la possibilità cioè di conoscere diversi pensieri e diversi modi di esprimersi. Polizia, cittadini assieme, questa è stata la cosa importante. Ultimo appuntamento, un evento letterario di grande interesse che ha animato la stagione estiva a San Leone. Ecco, possiamo fare un bilancio? Lasciatemi dire la soddisfazione del Questore Maurizio Auriemma per partecipazione del pubblico e anche qualità degli interventi che abbiamo avuto e degli autori che si sono alternati in questo caffè letterario. È un appuntamento ormai molto sentito da parte della cittadinanza, è un appuntamento che è diventato tradizionale, che sicuramente noi intendiamo poi riproporre anche nelle prossime stagioni. Iniziato con il Questore Finocchiaro? Diciamo che il Questore Finocchiaro è stato l'ideatore iniziale di questo progetto. Poi è proseguito, le idee noi sappiamo che camminano anche sulle gambe quando le sono valide di altri, sappiamo che anche altre questure lo hanno riproposto, quindi noi pensiamo può essere un modello che può essere adottato da tutti quanti per cercare di affermare il principio di legalità e anche di avvicinare le persone alle istituzioni di polizia di Stato. Tra gli ospiti che presenteranno il suo libro Serafina c'è Anna Burgio che chiuderà questo caffè letterario. Una valutazione di questa iniziativa e brevemente di cosa parla il suo libro? L'iniziativa è lodevole, ormai è radicata nel tempo e conosciamo anche il valore di Enzo Lessi che la promuove. Il libro parla di una donna dei primi del Novecento che è vissuta da Calmuto, realmente vissuta e che ha avuto una vita travagliata, quindi tutto sommato parla della realtà contadina dei primi del Novecento. È un libro che è uscito diverso tempo fa, però continua a interessare e questo non può fare altro che piacere. Ultimo appuntamento, non poteva mancare Paolo Cilona con il suo libro I monumenti ai caduti della provincia di Agrigento. Mi sembra un atto dovuto nei confronti di coloro i quali hanno dato la vita per il bene della patria e soprattutto per rendere giustizia a tanti caduti che non hanno avuto più il ricordo perenne da parte delle istituzioni, da parte delle amministrazioni comunali, quindi parlarne è un fatto positivo e soprattutto significa mettere in evidenza quello che è stato il sacrificio da parte dei soldati, degli ufficiali, perché una vittoria è stata sancita col sangue degli italiani.